Schizza verso l'alto il livello di attenzione dei vicentini per la possibile riduzione degli investimenti militari USA che potrebbero avere ricadute importanti anche in città. La perplessità dei cittadini combattuti da sentimenti di maggiore indipendenza e le inevitabili ripercussioni su sicurezza ed economia a seguito delle dichiarazioni di Trump. Se lui fa una guerra senza dirci niente e poi pretende l'aiuti e se non gli diamo l'aiuto ci toglie le basi, io dico che questo accordo va rivisto. Gli americani siamo più sicuri con la base qua. Se vengono qua noi siamo già riparati da qualche missile. E queste basi a me mi danno un po' fastidio, sono un po' ingombranti per me. Allora, sul territorio è chiaro che si sono create anche delle economie relative alla presenza degli americani qui e queste economie rischiano di saltare, per cui molta gente avrà delle grosse difficoltà. A livello locale sono circa 800 i dipendenti diretti civili nelle caserme vicentine, per cui i sindacati esprimono preoccupazione. L'utilizzo delle basi americane in Italia è comunque solidamente regolamentato da accordi bilaterali e dall'accordo internazionale NATO-SOFA. C'è preoccupazione moderata, come sempre, quando ci sono questi annunci politici da parte di questa amministrazione che ha dato prova nell'ultimo anno di essere molto ballerina. È vero, come si è detto, che c'è stato negli anni un grande investimento, circa 500 milioni di dollari per l'ampliamento del villaggio e degli alloggi all'interno della base, e i lavori stanno attualmente proseguendo. Gli investimenti sono ingenti e anche al villaggio soprattutto andranno avanti, se non altro, fino al 2030. Detto questo, quando ci sono poi delle decisioni militari, quello che spaventa è che una decisione militare viene presa e viene poi ascoltata e quindi processata dall'alto al basso, quindi questo magari spaventa un pochino, però riteniamo che debbano fare i loro passaggi eventualmente per arrivare a tanto.